soldi. Io, come credo tanti di voi, non ho studiato tanto, ho cominciato a lavorare presto, ma di sicuro se cerco una cosa devo andare a trovarla dov'è, perché se la cerco dove non è, di sicuro non la trovo. Bocconi non è in grado di contestare. La Banca d'Italia dice che negli ultimi 20 anni c'è stato un trasferimento dai salari, cioè dalle nostre tasche, alla rendita e al profitto di 15 punti di PIL, che tradotti in italiano sono 230 miliardi di euro, che sono passati dal salario alla rendita e al profitto. Ma non solo. Se ci pensate un attimo, quei 230 miliardi di euro non è che un imprenditore li ha presi dai salari per investirli e fare nuovi posti di lavoro, no, sono finiti nei paradisi fiscali, sono finiti nella rendita finanziaria, nella speculazione. E allora, se noi vogliamo affrontare questo problema, noi abbiamo bisogno in modo molto preciso di ripartire da lì e di ripartire da una redistribuzione della ricchezza e da una giustizia sociale che non deve più essere un punto non discusso in questo Paese, deve anzi diventare lo spartiacque decisivo. E lo dico con molta chiarezza, io non so se ce la farà questo governo, ma se questo governo non è in grado di cambiare le politiche che ha fatto il governo Monti e il governo Berlusconi, lo dico adesso senza essere un cattivo profeta, penso che non avrà lunga durata, perché una manifestazione come quella di oggi dimostra che non ci siamo rassegnati, che le cose le vogliamo cambiare, e se anche non hanno fatto quello che il Paese gli chiedeva, noi non rinunciamo a questa idea. E lo dico perché, vi ricordate, siamo partiti da qui, da questa piazza, il 16 di ottobre di qualche anno fa, e dicevamo una cosa molto precisa, che c'era un problema di democrazia nel Paese e nei luoghi di lavoro. Se ci pensate un attimo, come hanno ottenuto la possibilità di cancellare le pensioni, di modificare l'articolo 18, di fare gli accordi separati, di cancellare, di fare l'articolo 8. Se ci pensate, hanno potuto fare questo perché hanno votato in Parlamento, ma hanno sempre impedito di far votare liberamente le lavoratrici e i lavoratori di questo Paese. Provate a pensare, l'unico posto dove addirittura abbiamo visto la politica che si è messa anche a fare il tifo, se fossi un operaio e davano indicazioni. L'unico posto dove si è votato e tutti hanno fatto il tifo è a Pomigliano e a Mirafiori, dove i lavoratori erano sotto ricatto. E la domanda che viene: ma quale concezione della democrazia può avere uno? Cosa può insegnarmi a me di democrazia se uno pensa che è democratico ricattare le persone e non metterle liberamente nella condizione? E lo dico perché, se è stato possibile che dopo 3 anni anche quelle organizzazioni sindacali che hanno firmato quegli accordi abbiano accettato oggi che si può far votare i lavoratori e che un contratto nazionale, per essere valido, non solo deve essere firmato da sindacati rappresentativi, ma deve essere votato anche dai lavoratori. Se questo principio è diventato un principio condiviso anche dalle altre organizzazioni, fatemelo dire, e grazie a voi, e grazie alla Piova, e grazie alle cantanti, e allora non ci dobbiamo fermare. E lo dico perché in queste ore si dice che su questo punto bisogna fare un accordo con le imprese. Guarda caso c'è qualche difficoltà, perché le imprese non vogliono riconoscere